Quindi, egregi colleghi, il 24 aprile prossimo ricorre il centenario della tragedia del popolo armeno avvenuta nel corso della Prima Guerra Mondiale. Gli armeni fanno risalire l'inizio del genocidio alla notte tra il 23 e il 24 aprile 1915, quando il governo ottomano ordinò l'arresto e l'esecuzione di 50 tra intellettuali e leader della comunità armena, con il pretesto che fossero una quinta colonna della Russia zarista e delle sue mire espansionistiche. Dopo quel primo episodio, centinaia di migliaia di armeni vennero deportati e uccisi tra 1915 e 1916, tanto che l'Associazione internazionale degli studiosi di genocidi ritiene che le persone scomparse furono oltre 1 milione. Nel febbraio del 1915 una parte preponderante del partito turco Unione e Progresso mise a punto un programma di annientamento degli armeni dell'impero ottomano allo scopo di preservare l'omogeneità etnica del paese e la sua integrità territoriale, osteggiando la nascita di uno Stato armeno indipendente al termine della guerra. Il governo turco presentò il provvedimento come atto di guerra necessitato da una rivolta degli armeni, giustificando la loro deportazione come un semplice trasferimento in un diverso territorio e assicurando che i loro beni sarebbero stati salvaguardati. La verità ufficiale accettata dalla Turchia dopo l'indipendenza è sempre la stessa dal 1915. Gli armeni si erano ribellati, è stato necessario trasferirli e ci furono delle vittime nel corso di questo spostamento. Tra le 2 guerre mondiali la Turchia riscrisse la propria storia presentando il popolo turco come modello di virtù e cioè escluse qualunque ipotesi di riconoscimento del genocidio anche per il timore di veder rimesse in discussione le frontiere dello Stato. Aprile 1965 la richiesta alla Turchia di ammettere i crimini contro il popolo armeno diventò più insistente anche se non ci sono state aperture significative. La Turchia ripropone la negoziazione del genocidio con la potenza di uno Stato e mobilita a questo scopo tutti i mezzi di cui dispone, pressioni diplomatiche, cooperazione tra università. Il dossier degli storici tuttavia ha confermato il genocidio grazie ad una documentazione che ha stabilito una verità storica incontestabile. Naturalmente questa posizione impedisce qualsiasi dialogo tra gli storici che conducono ricerche comparative sul crimine di genocidio e gli storici vicini alla Turchia che mantengono una versione molto lontana dalla verità. La situazione sembra senza uscita perché non si capisce come il popolo armeno, che ha dentro di sé questa memoria, dovrebbe abbandonare la sua richiesta. Questo riconoscimento è tuttavia necessario sia agli armeni che ai turchi affinché si possano vivere fianco a fianco senza questa insopportabile negazione che ferisce la memoria dei primi e la dignità dei secondi. Apparentemente ci sono pochi punti in comune tra la negazione del genocidio armeno e quella del genocidio ebraico. Gli autori non hanno né la stessa identità, né gli stessi moventi, né tantomeno gli stessi mezzi. La tragedia armena è più remota, non presenta tutti i caratteri abominevoli dello Shoah, l'Occidente non è così totalmente coinvolto in questa tragedia lontana e non ha alcuna colpa da espiare. Tuttavia la sostanza è la stessa. I 2/3 degli armeni dell'impero ottomano sono stati uccisi nel 1915 e nel 1916, lo stesso destino toccato agli ebrei d'Europa tra il 1941 e il 1944. Se ci si pone dalle parti delle vittime si capisce che ogni famiglia armena in diaspora ha delle persone scomparse da evocare e che ogni manifestazione negazionista è per i membri di queste famiglie una ferita a cui soltanto loro possono misurare il dolore. Papa Francesco ha ricordato il martirio del popolo armeno ed ha richiamato i genocidi perpetrati dal nazismo e dallo stalinismo nel XX secolo, oltre ai più recenti stermini di massa in Cambogia, in Ruanda, in Burundi, in Bosnia, denunciando come l'umanità non riesca a cessare di versare sangue innocente. Per questa ragione è importante mantenere la memoria. Nel mondo sono soltanto una ventina i paesi che hanno ufficialmente riconosciuto come genocidio il massacro degli armeni, tra questi l'Italia, la Francia, la Russia, l'Argentina e anche il Parlamento europeo. Abbiamo con questa comunicazione voluto doverosamente ricordarlo anche a noi nell'Assemblea del Friuli Venezia Giulia a 100 anni da quei tragici eventi. Ecco, ringrazio per l'attenzione, era un momento di riflessione credo dovuta ad un dibattito importante che sta in qualche maniera interessando i media e non solo, anche i rapporti e le coscienze di molte comunità.